Ehm, sarò breve come sempre perché appunto non sono dotata del dono dell'eloquenza ma della sintesi. Comunque, l'avevo detto in commissione, l'ho riportato nella relazione alla legge e adesso lo ribadisco qui a questo articolo. Noi abbiamo sempre pensato che ci sia la necessità di rivedere razionalmente tutte le opere, tutte le infrastrutture che in questi anni, grazie anche alla notevole spinta data dai tanti fondi messi a disposizione a seguito del tragico evento del terremoto, hanno comunque portato questa regione, nella sua estrema frammentazione dei comuni, a predisporre appunto per quasi ogni comune numerosissime infrastrutture di ogni tipo, culturale, sportivo, imprenditoriale, artigianale, e quindi si è avuto uno sviluppo anche notevole in generale del territorio, però completamente irrazionale, e questo ha portato fra l'altro anche a un terribile record sul numero di metri quadri cementati che questa regione ha, che è il record assoluto in Italia per numero di abitanti. Allora è evidente che c'è la necessità di iniziare a rivedere, a riorganizzare, a pianificare degli interventi che possano in qualche modo appunto razionalizzare le nuove infrastrutture, i nuovi interventi per concetti di piccole aree, più piccole di quelle che erano le province, e quindi di fare una pianificazione di area vasta che, pur con i suoi limiti e con magari diverse perimetrazioni più grandi o più piccole, sono in qualche modo state date con l'impostazione della riforma degli enti locali portata avanti dalla Giunta. Allora noi l'abbiamo detto, se c'era qualcosa che poteva essere salvato da questa riforma era proprio l'invenzione di questa pianificazione territoriale per UTI, che però, visto come è andata, visto come si è affrontata la riforma e con tutti i limiti che comunque fin dal primo momento abbiamo denunciato e sono stati già rammentati dai miei colleghi precedentemente, difetti di democrazia, modalità di costituzione, imposizioni e tutta una serie di altri appunto difetti che sono stati mantenuti e impostati fin dall'inizio, ha portato a questo punto ad avere queste pianificazioni e programmazioni che si occupano di un territorio non continuo, cioè ci sono delle enormi falle in ogni raggruppamento, e quindi queste pianificazioni, perché giustamente o ingiustamente comunque quelli che hanno deciso di partecipare si guardano bene dal coinvolgere anche quelli che non partecipano, e quindi ognuno si è occupato del suo piccolo orticello bucherellato, e la pianificazione che ne esce non è una pianificazione di area vasta. Allora queste risorse, che sono la metà delle risorse stabilite per gli investimenti degli enti locali, vengono assegnate a una programmazione monca. Sono contenta di aver sentito i sindaci che sono venuti a rappresentare queste problematiche ieri e che hanno praticamente espresso la stessa obiezione che in qualche modo avevo sollevato in forma autonoma, senza aver avuto nessun suggerimento da chi che sia, e che quindi l'obiezione che mi è sembrata più interessante e che è anche la proposta che hanno sollevato ieri, che è quella di fare in modo
che se queste risorse vengono assegnate a queste pianificazioni poi venga impiegata esclusivamente per gli obiettivi di area vasta, ci sia sicuri che questo avvenga, credo che sia una richiesta, un suggerimento di assoluto buonsenso e non vedo perché, ad esempio, l'emendamento che ho firmato anch'io, Revelant, non possa essere in qualche modo accolta nelle forme, nei modi che più si addicono, però appunto credo che sia molto importante che effettivamente le risorse stanziate vadano per la destinazione. Grazie.